Ad Agrigento praticamente si torna indietro, ai dolorosi tempi della pandemia. Viene letta così la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di fissare all'1 di notte l'orario di chiusura dei locali. È questo infatti il provvedimento che fa discutere parecchio e che rappresenta per molti una mazzata per i titolari dei locali che pagano già per i tempi di crisi dovuta alla situazione sanitaria. Se da un lato bisogna ringraziare le istituzioni per avere preso in considerazione la grave situazione dell'ordine pubblico in città nei fine settimana, con le scene che conosciamo, dall'altro lato non si può però accettare a cuor leggero la decisione presa, quella di far chiudere i battenti all'1 di notte. Perché ad essere colpito sarebbe solo il commercio, mentre i farabutti continueranno sicuramente a stare per strada, a fare baldoria e violare le norme del vivere civile. Ecco, per tutelare i cittadini e rendere la città vivibile a qualsiasi ora del giorno bisogna fermare i facinorosi che escono di casa per fare solo danno. Pugno duro assolutamente, ma non all'indirizzo dei commercianti che con la decisione presa in prefettura sarebbero gli unici a pagare il conto che già è salato. Ben vengano i provvedimenti, ad esempio contro la sosta selvaggia, e si lavori anche per mettere le forze dell'ordine al riparo dai balordi di turno. I poliziotti, insomma, devono essere messi nelle condizioni di tutelarsi anche loro. Questo bisogna fare soprattutto, evitando di ricacciare Agrigento ai tempi bui che si vorrebbero scordare per sempre.